Buongiorno ragazzi, io mi chiamo Nicola e sono un archeologo. Un anno fa circa ho deciso di pubblicare questo libro dedicato alla preistoria della Sardegna. È un libro che racconta la storia dell'uomo quando giunse per la prima volta nella nostra isola circa 450.000 anni fa fino all'età del rame. Parliamo di all'incirca 4.000 anni or sono. E questo libro è corredato da delle immagini fatte da un illustratore di nome Antonello, è un mio carissimo amico che ha deciso di dare il suo contributo con queste bellissime illustrazioni al libro. Proprio in questo posto dove ci troviamo adesso, parlo della necropoli a Domus de Gianas di Montessu, e io ho deciso, quando avevo più o meno la vostra età, quindi parliamo insomma di quando ero alle scuole elementari, di fare l'archeologo. Dissi ai miei genitori appunto che da grande avrei scavato i siti archeologici, li avrei portati alla luce e li avrei raccontati. Li avrei raccontati a bambini e adulti, cercando di farli innamorare appunto della preistoria della Sardegna, dell'archeologia sarda, come io appunto ho amato e amo tuttora. Ma torniamo al libro, perché il libro è un libro semplice, un libro di circa 50 pagine ed è suddiviso in capitoli. Questi capitoli raccontano tutte le fasi appunto della vita dell'uomo nella nostra isola, quando in Sardegna ancora non si conosceva l'agricoltura e l'allevamento, quindi parliamo del Paleolitico, e l'uomo viveva di caccia e di raccolta. Poi è arrivata la rivoluzione neolitica, circa 8.000 anni fa, quando l'uomo ha cominciato invece a coltivare, ha cominciato anche ad allevare gli animali e a costruire soprattutto i villaggi. Moltissimi villaggi ancora oggi si conservano nella nostra isola, villaggi fatti con delle capanne. Ed è un periodo in cui l'uomo adora una grande divinità, la divinità più importante di tutta la preistoria. Parliamo della Dea Madre. Questa Dea Madre è stata ritrovata sotto forma di piccole statuine, spesso nelle tombe, anche nelle tombe come questa della necropoli di Montessu. Oggi questi siti sono aperti al pubblico molto spesso e sperando appunto di poter nuovamente visitarli con la spensieratezza di un tempo, insomma, continuiamo così a raccontarli con questi video. E torniamo nuovamente al libro. Il libro appunto attraversa queste fasi e vediamo appunto che dopo le Domus de Gianas, dopo l'ipogeismo, arriva anche un altro grande fenomeno chiamato megalitismo, un fenomeno che vede appunto la costruzione di monumenti con grandi pietre pesanti, a volte anche diverse tonnellate. Con queste grandi pietre costruivano i dolmen, che sono delle tombe, oppure mettevano appunto conficcate nella terra delle pietre alte diversi metri, che noi oggi chiamiamo menhir. Nell'ultima fase della preistoria l'uomo comincia anche a lavorare i metalli, metalli che poi cambieranno completamente la storia appunto delle civiltà. L'uomo comincerà a fare degli oggetti non solo per la caccia, ma anche per la guerra. Quindi compare la guerra, compare appunto una nuova forma di violenza, ecco, nella società che appunto cercherà. Nel libro troverete una mappa della Sardegna con indicati i siti di cui abbiamo parlato nei vari capitoli. Sono indicati con due ossa, come se fosse una sorta di mappa del tesoro. Infine troverete appunto le immagini, i ritratti appunto dell'autore, che sono io, e dell'illustratore appunto, che è Antonello. Bene ragazzi, io vi auguro una buona lettura e spero di rivedervi presto. Ciao!